Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Militello accoglie tra gli applausi l'arrivo del feretro di Pippo Baudo in chiesa, allestita la Camera Ardente, nel pomeriggio i funerali, dalle 10 su Telecolor e Antenna Sicilia lo speciale Ciao Pippo, per tutta la giornata collegamenti in diretta da Militello e alle 16 funerali. I luoghi del cuore della casa natale alla villa con piscina, che per anni è stato il luogo di villeggiatura, Militello sempre amato al suo illustre cittadino. Nuova tragedia dell'immigrazione, è morta a Palermo la bambina di 6 anni soccorsa a Lampedusa. Intanto continuano gli sbarchi e arrivano altre bare dal naufragio di mercoledì. Catania, la tragica morte di Ciccio Aronica, fatale il tuffo in mare per il giovane della squadra di football americano degli Elephant. Il presidente Maugeri era di una dolcezza incredibile, oggi i funerali. Palermo, detenuto nigeriano da fuoco alla cella e poi aggredisce 6 agenti penitenziari che finiscono in ospedale. Calcio, riprenderanno oggi gli allenamenti del Catania in vista dell'esordio in campionato di domenica al Massimino contro il Foggia. Archiviata la sconfitta di Crotone in Coppa, l'obiettivo è partire bene. Bentrovati, oggi la nostra programmazione subirà certamente delle modifiche, perché sarà quasi interamente dedicata al grande Pippo Baudo, che è tornato nella sua Militello per l'ultimo abbraccio con la sua amata Sicilia. Il feretro ieri notte è stato accolto da tantissimo affetto e da un lunghissimo applauso, e poi stamattina già nella chiesa Santa Maria la Stella è stata allestita ed è aperta la Camera Ardente, già circa 200 persone si sono recate a rendergli omaggio, mentre nel pomeriggio saranno celebrati alle 16 i funerali. Ma ci dice di più Orazio Longo, che si trova proprio per noi a Militello, Val di Catania. Qui nella piazza della chiesa della Madonna delle Stelle è stata aperta da pochissimi minuti la Camera Ardente per Pippo Baudo, per l'ultimo saluto di Pippo Baudo a Pippo Baudo. Come vedete accanto a me già la fila si è creata per arrivare dentro la chiesa, dove è stata sistemata, dove è stato sistemato il feretro, attorniato da tanti fiori. I fiori dei figli di Tiziana, di Alessandro, dei nipoti, ma anche il gonfalone della regione siciliana e anche i fiori mandati dal Presidente del Senato, dalla Presidenza del Senato. Il Presidente del Senato La Russa sarà qua pomeriggio a presenziare ai funerali, e anche naturalmente quelli della Presidenza della Regione. Accanto alla bara di Pippo Baudo c'è una foto in bianco e nero che racconta appunto Pippo Baudo ai tempi in cui era il condottiero televisivo. Tantissime le persone ieri sera, anche quando la bara è arrivata qui, il feretro è arrivato qui intorno alla mezzanotte, erano 20 minuti alla mezzanotte mancavano, è arrivato qui ed è poi salito su queste scale, dove poi a spalle è stato trasportato dentro con il suono dell'organo che lo ha accolto nel suo ultimo arrivo, ultimo transito qui a Militello. Militello che è in silenzio e in grande commozione per salutare il suo figlio più illustro. Ti ridò la linea. Grazie Orazio Longo, ci collegheremo ancora con te fra non molto. Vi ricordiamo che dalle 10 saremo in diretta con uno speciale dedicato al grande Pippo Baudo, condotto dal nostro direttore Michele Cucuzza, con tanti ospiti in studio e collegamenti in diretta da Militello, Val di Catania, fino ai funerali, che saranno anche questi trasmessi in diretta alle 16. E adesso andiamo avanti. Parliamo del maltempo, o meglio, vi mostriamo la casa natale di Pippo Baudo e ci colleghiamo con Roberta Lunghi. Dalla casa natale in centro alla villa di famiglia in campagna, è diventata per anni il suo buon ritiro. La presenza di Pippo Baudo a Militello in Val di Catania è tangibile, tutti lo conoscevano, tutti hanno un ricordo da condividere. Il papà di Pippo, l'avvocato Giovanni Baudo, era un nome noto. Il suo primo appartamento, subito dopo le nozze, era in una zona privilegiata del paese, a pochi passi dalla piazza centrale. La casa è molto centrale, è uno dei palazzi più importanti del paese,
Storicamente è stato ricostruita come Palazzo Ciannaga, e quindi all'epoca loro avevano questa casa in affitto appunto perché è molto centrale e serviva al padre per la sua professione. La casa è grande, c'è l'altra stanza che c'è la sala da pranzo e poi c'è la camera da letto dove la signora aveva le doglie 89 anni fa, e c'è stata qua la levatrice che ha fatto nascere Pippo Baudo. In età adulta, Pippo Baudo, che non ha mai reciso il legame con Militello, decise di costruire una villa con piscina nell'agrumeto di famiglia, 5 ettari di terreno appena fuori dal paese. Da 18 anni il custode di questa casa è Gaetano. Lui la villa l'ha intitolata a papà, al padre, papà Giovanni come vedete, e poi Villa Ezia che è sua madre. Lui ci teneva tanto a Quando è venuto l'ultima volta in questa villa? L'ultima volta è venuto 8 aprile 2024. Quanti anni è che lavorava con Baudo? Con lui che lavora esattamente nel mese di agosto, siamo nel mese di agosto, 18 anni. Le mancherà? Mancherà. E come vi dicevamo, da pochi minuti è stata aperta la camera ardente lì nella chiesa di Militello Val di Catania. Roberta Lunghi ha raccolto per noi il ricordo di Militello, della gente di Pippo. Sentiamo. Bisognava essere qui, e c'è chi è arrivato da molto lontano. Signora, lei da dove arriva? Allora io sono arrivata da Scordia perché sono qua in vacanza, ma io vivo a Genova, sono nativa qui dalla Sicilia e per me era importante venire qua perché è stato sono cresciuta con lui nella televisione, una televisione pulita, e poi era importante venire qua per dargli un ultimo saluto di onore. Da Legnano non arriviamo. Da Legnano. Bisognava essere qui perché? Sì, visto che è una persona che ha fatto l'Italia nel mondo della televisione. Si commuove per questa cosa? È commovente. Perché basta? Io credo che ogni lacrima sia un segno d'amore, no? Lo stesso amore che lui ha rivolto al pubblico. Certo. Pippo per lei che cos'era? La televisione, tutto. La compagnia in casa, l'eleganza. Se quello è vero. Mi dica un aggettivo di Pippo. Una persona buonissima. Buonissimo. E per lei, signora, com'era Pippo? Era un uomo perfetto, proprio in televisione, una cosa bellissima. Mancherà tanto. Tanto, perché lui ha dato anche tanto a noi. Noi siamo arrivati da Gela. Da Gela appositamente per i funerali. Per i funerali di Pippo Baudo. Non ho avuto il piacere di conoscere, di vedere un suo spettacolo di presenza, ma visto che ho l'opportunità di poter venire sono voluta venire apposta. Sono arrivato qui perché Pippo Baudo è stato un grande uomo della televisione italiana. Ciao Pippo! Continueremo a collegarci nel corso di questo nostro telegiornale con Militello Val di Catania. Intanto le altre notizie. Maltempo nell'Ennese, proseguono le ricerche di Matteo Ciurca, 40 anni, disperso dopo che il torrente Crisa in piena ha travolto la sua auto a Leonforte. Sul posto stanno operando diverse squadre di vigili del fuoco che hanno salvato 2 persone. In azione anche i sommozzatori nel nucleo anfibio dei vigili del fuoco. Ciurca era nell'auto col Salvatore Rosano, che è sfuggito alla furia delle acque, e insieme stavano andando a dare da mangiare ai cani in campagna. Sull'altra auto viaggiava Luigi Muratore, un agricoltore che era andato nel suo peschetto. Anche lui si è salvato. Nuova tragedia dell'immigrazione, è morta a Palermo la bambina di 6 anni soccorsa a Lampedusa. Intanto continuano gli sbarchi, arrivano altre bare del naufragio di mercoledì. Davide Sardo. Non ce l'ha fatta la bambina di 6 anni, arrivata con la madre dalla Guinea a Lampedusa. Dopo 5 giorni in mare senza acqua né cibo, le sue condizioni erano apparse subito disperate. Trasferita d'urgenza a Palermo, i medici ne hanno dichiarato la morte cerebrale. Accanto alla madre ora psicologi e mediatori culturali. Intanto non si fermano i soccorsi. La nave Sea Watch 5 ha recuperato un centinaio di persone che sbarcheranno a Catania. A Lampedusa la Guardia di Finanza ha intercettato altri 2 barconi con 106 migranti già trasferiti nell'hotspot di Contrada Imbriacola, dove gli ospiti superano quota 200. All'alba di oggi a Porto Empedocle sono arrivate 10 bare del naufragio di mercoledì scorso. Saranno tumulate nei cimiteri della provincia di Agrigento. Altre 3 bare sono rimaste a Lampedusa perché nessun superstite ha riconosciuto i corpi. Ancora una volta Porto Empedocle, Agrigento, tutta la provincia si dimostra
una provincia accogliente, accogliamo le salme con rispetto, con dignità, ma soprattutto anche tutti i sindaci della provincia che ancora una volta hanno dato dimostrazioni di sensibilità per accogliere le salme in silenzio e come ho detto, con grande rispetto. Un'altra giornata segnata dal dolore, con altre vittime che si aggiungono all'elenco dei morti del Mediterraneo. Sull'isola intanto si attendono ulteriori trasferimenti per alleggerire l'hotspot di Lampedusa. Si svolgeranno nel pomeriggio ad Aci Castello, in provincia di Catania, i funerali di Ciccio Aronica, il giovane morto dopo un fatale tuffo e aver sbattuto il capo nella scogliera fuori dalla Sicilia. Lo sentiamo nel ricordo del presidente della squadra di football americano in cui militava. Il presidente Maugeri dice: perdiamo un ragazzo di una dolcezza incredibile. Tonino De Mano. E lui subito è venuto e mi ha portato la bottiglietta d'acqua e mi ha salvato in quel caldo pazzesco che c'era durante la festa e ci siamo abbracciati. Trattiene a stento le lacrime e nel ricordare Francesco Ciccio Aronica utilizza spesso il presente perché al passato gli viene proprio difficile. Lucio Maugeri, presidente degli Elephants Catania, ricorda con commozione il suo pupillo tragicamente scomparso mentre era in vacanza con gli amici a Polignano a Mare in Puglia. Fatale un tuffo ed in particolare una circostanza sfortunata con la friabilità di alcune pietre che non avrebbe permesso a Ciccio di darsi il giusto slancio andando a sbattere contro la roccia presente nel fondale di una delle scogliere più famose d'Italia. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta. Un destino crudele lo ha strappato ai suoi cari. Difficile accettare una simile tragedia, specie quando ad andarsene via è un ragazzo di appena 23 anni. Dove arrivava lui in ogni caso scatenava sempre qualcosa, riusciva sempre a mettere buon umore, ironico, autoironico, una bellissima persona di una dolcezza incredibile fuori dal campo. Tutto il football italiano perde un talento puro. Ciccio indossava la maglia numero 2, avete intenzione di ritirarlo oppure no? Io personalmente ritengo che magari lui avrebbe piacere che questa maglia continuasse a correre in campo vestita da qualcun altro, e chi lo sa se questo qualcun altro non potrebbe essere qualcuno a lui molto vicino. I funerali di Ciccio Aronica si terranno oggi alle 16:30 nella chiesa di San Mauro ad Aci Castello. Breve pausa per la pubblicità, ritorniamo fra pochissimo e continueremo a collegarci ancora una volta con Militello Val di Catania. A tra poco. Ed eccoci rientrati in studio, ma do immediatamente la linea nuovamente a Orazio Longo che si trova per noi a Militello Val di Catania. Orazio, a te. Una Militello che con garbo, con spontaneità, con grande affetto sta salutando per l'ultima volta il figlio, potremmo dire, più illustre, Pippo Baudo. Con noi il sindaco di Militello, Giovanni Burtone. Giovanni, oggi forse il giorno più lungo. Sì, noi lo abbiamo aspettato ieri sera, c'erano tante persone, donne e uomini che emozionati hanno atteso l'arrivo di Pippo. È stato un gesto molto di affetto nei riguardi della nostra città. Anche in questa occasione non ha voluto recidere il cordone ombelicale, il legame con Militello. Credo che non ci siano tanti esempi di città, di paesi che sovrappongono il proprio nome a quello di un artista, di un protagonista della nostra storia culturale, politica, istituzionale. Militello, il paese di Pippo Baudo, e questo è il binomio indissolubile. Ieri è stato confermato, oggi ci saranno i funerali e Pippo riposerà nella sua Militello. Lo dice Militello, ma lo diceva anche Pippo Baudo. Per me è un grande onore che il mio nome si colleghi a Militello, diceva Pippo, quindi come dire è quell'unione che vi unirà per sempre a questo punto. Sì, Pippo nell'immaginario collettivo rimarrà immortale, però questo binomio non cambierà. Militello rimarrà il paese di Pippo Baudo. Oggi è anche una giornata con tante preoccupazioni, tantissime persone sono qua a rendere l'ultimo omaggio, avete organizzato le cose anche in collaborazione con la Questura e con
tutte insomma, gli addetti? Innanzitutto sono stati familiari a dare alcune indicazioni che abbiamo rispettato tutte, perché il funerale è di Pippo e quindi la prima parola la debbono dire i diretti parenti. Dopo abbiamo lavorato in sinergia, come è doveroso, con la prefettura, con la questura, è stato fatto un piano di sicurezza. La chiesa purtroppo è piccola, deve ospitare innanzitutto i parenti, gli amici di Pippo che sono collegati ai familiari e poi le istituzioni presenti, non sono tantissime, però ci dovrà essere uno spazio riservato, e soprattutto i giornalisti, perché è una comunicazione che si rivolge al paese, quindi è necessario dare questo spazio. Poi i posti che rimarranno saranno per i cittadini, però c'è la piazza può ospitare oltre 2000 persone. C'è anche un maxi schermo. Abbiamo messo un maxi schermo, c'è la diretta, quindi la partecipazione si può realizzare. Noi abbiamo anche previsto tramite l'ASP un potenziamento del 118 e poi ci saranno 3 primari di chirurgia, di rianimazione e di pronto soccorso che stazioneranno tra la chiesa e la piazza. Speriamo che non ci siano problemi. Abbiamo potenziato anche la presenza in ospedale del pronto soccorso, dei reparti. Una grande organizzazione, insomma, possiamo dire. Tra l'altro diciamo anche che Trenitalia, in collaborazione con la Regione, ha potenziato i bus da Catania e da Gela per arrivare a Militello. Tra gli ospiti previsti ricordiamo il Presidente del Senato La Russa, il Presidente della Regione Schifani, poi tanti amici di Pippo. Ci sarà anche qualche personaggio dello spettacolo come Lorella Cuccarini e Gigi D'Alessio. La Camera Ardente rimane aperta fino alle 13, alle 16 ci saranno i funerali. Ridiamo la linea allo studio. Grazie Orazio Longo, e ricordiamo che i funerali saranno celebrati dal vescovo di Caltagirone, Monsignor Peri, mentre l'omelia sarà affidata al padre spirituale di Pippo Baudo, Don Luparello. Andiamo avanti. A Palermo, detenuto nigeriano ha dato fuoco alla cella e poi ha aggredito 6 agenti penitenziari che finiscono in ospedale. Tonino De Mana. Ancora aggressioni in carcere ed ancora agenti che finiscono in ospedale per un'escalation di violenza nei penitenziari che non sembra restarsi. Al Pagliarelli di Palermo 6 agenti sono rimasti feriti in seguito al pestaggio effettuato da un detenuto. Tutti sono stati trasportati in ospedale con fratture, contusioni ed escoriazioni. Il carcerato aveva appiccato le fiamme nella sua cella. Una volta che i poliziotti sono intervenuti, il detenuto nigeriano li ha picchiati con un tondino di ferro preso dalla finestra della cella della sezione di massima sicurezza. Uno degli agenti ha riportato una frattura scomposta al metatarso. L'aggressore sarebbe stato trasferito recentemente dal carcere Cerulli di Trapani per questioni di ordine e sicurezza. Già la scorsa settimana l'uomo si sarebbe reso protagonista di altri comportamenti violenti in qualche modo contenuti dagli agenti di polizia penitenziaria ed era stato messo alcuni giorni fa in isolamento. Evidentemente non è servito a placare la sua ira che, come detto, si è riversata sugli agenti in servizio al Pagliarelli. A Messina si è aperto il primo tavolo permanente ponte convocato al sindaco Basile con le forze sociali, economiche e produttive della città. Si vuole capire come gestire l'impatto che avrà il ponte per quanto riguarda proprio la città di Messina. Francesco Triolo. L'obiettivo è quello di governare un decennio di grandi cantieri che cambieranno Messina. Per farlo però occorrerà assumere un ruolo da protagonista. Il cosiddetto tavolo permanente ponte, convocato per oggi dal sindaco Basile, ha proprio questo obiettivo, guardando ai prossimi 10 anni. Nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca si sono presentati tutti o quasi quelli che dovrebbero rappresentare i portatori di interesse della città. Il sindaco ha invitato costruttori, Sici Industria, rappresentanti artigiani, organizzazioni di categoria, Confcommercio, Confesergenti, sindacati, ordini professionali, da ingegneri ad avvocati, a geologi, architetti, e l'università, che dovrà avere un ruolo di primo piano nella programmazione e nello studio dell'impatto del ponte. Un'opera che cambierà il volto del territorio, ma anche il ruolo di Messina e della Sicilia nel Mediterraneo, come ha detto il sottosegretario e coordinatore del CIPES Alessandro Morelli. Il tavolo di oggi, con tanta carne al fuoco, serve per individuare operativamente come muoversi nell'affrontare
tutti i cantieri che verranno aperti e che non sono solo quelli dell'opera a mare, ma soprattutto dei collegamenti e delle opere accessorie che serviranno a rendere il ponte un sistema integrato con la città e con la mobilità regionale e nazionale. Disagi ce ne saranno tanti, tutti ne sono convinti e proprio per questo occorre comprendere come limitarli. Un percorso lungo avviato oggi, ma che sarà un appuntamento continuo, e intanto non manca il dibattito e le polemiche attorno al ponte. Da un lato emerge come il contraente generale Eurolink, dopo la firma del contratto, ha una penale di 1 milione di euro per ogni giorno di ritardo nei lavori. Dall'altro la sindaca di Genova Silvia Salis, parlando del ponte sullo Stretto, ha sottolineato come l'isola sia carente di qualsiasi sistema di infrastruttura di collegamento e che prima si debba trovare una soluzione per quello. Adesso una breve pausa, poi andremo a parlarvi di calcio e poi pochi minuti dopo inizierà il nostro lungo speciale Ciao Pippo a reti unificate su Antenna Sicilia e Telecolor. Intanto pubblicità e poi il calcio. Eccoci al calcio, riprendono oggi gli allenamenti del Catania in vista dell'esordio in campionato di domenica al Massimino contro il Foggia. Archiviata la sconfitta di Crotone in Coppa, l'obiettivo adesso è partire bene. Tante le assenze a centrocampo. Francesco Triolo. L'impatto con la prima gara che contava, quella di Coppa Italia a Crotone, non è stato quello che Mimmo Toscano voleva. Il tecnico lo ha spiegato anche a fine partita, adesso toccherà a lui farlo comprendere quotidianamente alla squadra nella fase di avvicinamento all'esordio in campionato. Contro il Foggia domenica al Massimino sarà fondamentale partire bene. Non sarà facile perché il Catania dovrà fare i conti anche con alcune defezioni importanti in mezzo al campo. Non ci sarà Quaini, sul quale pende la squalifica di 4 giornate dopo Pescara Catania dello scorso anno. Non ci sarà Martic, che sconta il secondo turno in stop dopo l'espulsione rimediata nel girone A di Serie C con la maglia del Lecco. A questo occorre aggiungere che Di Tacchio non dovrebbe recuperare in tempo per la sfida contro i pugliesi, e allora Corbari e Aloi, che hanno fatto minutaggio nelle ultime settimane scendendo in campo nell'amichevole contro il Valletta e in Coppa Italia di Serie C a Crotone, tutte e due potrebbero giocare dal primo minuto. Soluzioni che Toscano inizierà a provare da domani, quando riprenderanno gli allenamenti in sede. La squadra infatti, dopo il match di domenica sera, si è allenata ieri a Crotone e oggi ha il giorno libero, con allenamenti che riprenderanno di mercoledì. 4 giorni per preparare l'esordio in campionato. Pronti al debutto anche Siracusa e Trapani. Lunedì a Salerno il tecnico Turati tornerà in panchina a guidare gli aretusei. In casa Granata c'è entusiasmo dopo la qualificazione al secondo turno della Coppa Italia di Serie C. Sergio Colosi. Il Siracusa riparte da Marco Turati, pace fatta tra il presidente Alessandro Ricci e l'allenatore azzurro che ha regolarmente diretto la ripresa della preparazione in vista dell'esordio in campionato lunedì sera a Salerno. I due si sono ritrovati per parlare della prestazione di Foggia, ma soprattutto di mercato, e c'è stata convergenza tra le parti. Servono almeno 5 calciatori in attesa dell'arrivo della fideiussione integrativa. Turati ha ricevuto ampie rassicurazioni, non sono bastate invece al direttore sportivo Laneri, che tra l'altro non aveva ancora firmato il contratto. Al posto dell'ex Catania si lavora per Trevor Trevisan, già della Casertana, e in alternativa Claudio Ferrarese, la scorsa stagione a Lucca. Si vive tutt'altra atmosfera a Trapani, unica siciliana di Serie C ad aver superato il primo turno della Coppa Italia. La squadra prepara in un clima di fiducia l'esordio in Puglia contro il neopromosso Casarano. Arbitrerà Giorgio Di Cicco di Lanciano, che diresse il successo esterno nei minuti di recupero al Francoscoglio di Messina. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito. Vi ricordo che fra pochi minuti, esattamente alle 10, quindi fra 4 minuti, andrà in onda lo speciale Ciao Pippo, con una serie di collegamenti da Militello Val di Catania. Andremo avanti sino ai funerali del grande Pippo Baudo. Per quel che mi riguarda, grazie per averci seguito, buona giornata, ci rivediamo alle 14 per un'altra edizione di Sicilia 24.